Professoressa Valentina Guarneri è il direttore dell'Oncologia Medica 2 dello IOV di Padova e ordinario di Oncologia Medica all'Università di Padova. È una delle massime esperte di carcinoma mammario. Professoressa, eh, quanto sono importanti le strategie personalizzate per il carcinoma mammario anche in fase avanzata? Qual è il ruolo dei biomarcatori? Ovviamente il trattamento del tumore della mammella oggi noi sappiamo anche in fase metastatica dipendere in maniera importante dalla caratterizzazione biologica della malattia stessa, quindi al di là della tradizionale classificazione a seconda dell'espressione dei recettori ormonali e di ER2, oggi abbiamo dei biomarcatori che possono essere utili nello scegliere delle terapie mirate, perché questi biomarcatori oltre a caratterizzare dal punto di vista del comportamento biologico e anche della risposta ai trattamenti standard sono in realtà fondamentali per la scelta di strategie mirate. E quindi oggi noi abbiamo un algoritmo terapeutico che proprio si dipana sulla base della caratterizzazione molecolare della malattia. Oggi abbiamo almeno tre importanti biomarcatori da cui non si può prescindere per la scelta di trattamento per la malattia metastatica e sono lo stato mutazionale di BRCA, la presenza della mutazione del recettore SR1 e la valutazione delle alterazioni della pathway di PI3K. In particolare abbiamo appunto oggi un algoritmo che si delinea proprio sulla base della presenza di questi biomarcatori, ad esempio se è presente la mutazione di SR1, che noi sappiamo essere un driver dell'endocrino resistenza che tende a essere un parametro che può cambiare anche influenzato dai trattamenti precedenti. Noi sappiamo che chi ha la mutazione di SR1 ha una prognosi peggiore e una risposta meno buona alle terapie endocrine, chiamiamole standard, mentre oggi ci sono dei nuovi farmaci antiormonali che riescono a di fatto effettuare la loro azione antiendocrina anche in presenza di questa mutazione del recettore estrogenico. E ad esempio oggi abbiamo per l'utilizzo clinico Elacestrant che proprio è indicato per il trattamento come trattamento di seconda linea nei pazienti in cui si ha la comparsa di questa mutazione SR1. Abbiamo altre strategie terapeutiche, per esempio gli inibitori della pathway di PI3K, laddove invece sia presente l'alterazione di questa pathway, nonché appunto gli inibitori di PARP in caso di mutazione di BRCA. Quindi è importante che tutti i pazienti abbiano accesso a una diagnostica molecolare che possa garantire la valutazione di questi parametri, e anche ricordare che la valutazione di questi parametri può essere dinamica nel tempo, in particolare per quanto riguarda la mutazione di SR1, può essere che compaia, tende a essere estremamente rara nelle diagnosi iniziali, ma tende a comparire proprio come marcatore di resistenza al pregresso trattamento endocrino e quindi la possibilità di andarlo a testare anche su bioliquida permette proprio la possibilità di un tracking dinamico e quindi poi di intervenire con i farmaci mirati al momento in cui compare la mutazione di SR1.